poi Lucia Ruffato. Allora, presento sempre Roberto Sinibaldi, è socio da WWF dal 1983, è attivo da allora nel movimento studentesco e ambientalista, ha partecipato a molte battaglie ambientaliste, è impegnato nel campo educativo, nell'insegnamento ai ragazzi nelle scuole medie, ecco, insegna elementi di flora e fauna, ed è presidente WWF Venezia e Territorio dal dicembre 2019. Questa sera partecipa a questo forum per promuovere in particolare la costituzione del parco del fiume Marzenego, per il quale ha partecipato alla raccolta delle firme e attraverso questa ha convinto il Comune di Venezia ad accedere l'iter. Allora, lascio la parola adesso a Roberto Sinibaldi. Prego Roberto. Grazie a tutti, spero si senta bene. Come dicevi, a fine 2019 abbiamo un gruppo di associazioni, abbiamo raccolto 614 firme per la realizzazione del Parco del Marzenego. Il Parco del Marzenego è un'idea che risale a una cinquantina di anni fa e che è rimasta sotto traccia in tutti gli strumenti urbanistici comunali, però senza mai arrivare a concretizzare mai niente. Questo primo gruppo di 5 associazioni ha stilato una petizione al Consiglio Comunale di Venezia, abbiamo raccolto le 614 firme e a ottobre del 2019 abbiamo avuto accesso, diciamo, alla segreteria, l'ok della segreteria comunale, e successivamente al 5 marzo del 2020 il Consiglio Comunale ha approvato una delibera riguardo al parco. Questo è un evento, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, epocale, nel senso che dopo 50 anni di parole si arriva a qualche cosa di concreto. Per il momento siamo ancora sulla carta, ma è un segnale che secondo noi è importante, e la cura e la possibilità di vedere finalmente il Marzenego come un'asta di natura attraverso la quale passi un corridoio ecologico, attorno al quale ci sia una forestazione, quindi alberi, verde, la possibilità per i cittadini di considerare il fiume come una parte importante della città, cosa che fino adesso invece non è stata. Questo è un dato che ci consola, anche se sappiamo benissimo che le belle, come si dice, le belle speranze non sempre possono arrivare a compimento, ma il nostro intendimento è quello di continuare a insistere su questa strada. Il WWF in particolare a ottobre ha intenzione di fare un'iniziativa appunto riguardo al Marzenego. Stiamo ancora elaborando però un'idea compiuta a riguardo, e assieme appunto a queste associazioni che nel frattempo sono arrivate al bel numero di 21, portiamo avanti questa speranza. A me interessava farvi partecipi di questa piccola soddisfazione, di questo raggio di sole nel buio, e quindi questo secondo me è un elemento che porto alla vostra riflessione. Mi fermo qua. Vi ringrazio, a presto. Ciao, ciao. Allora, grazie Roberto, sei anche stato